periodo di grande forma da una parte, la voglia di proseguire questo cammino in coppa dall'altra. Amici di Sportisi, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri. Questa è Don Carlo Misilmeri San Vitolo Capo, andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza Sicilia. La partita che inizia con qualche minuto di ritardo, una mezz'oretta. E che vedrà in campo due squadre che vengono da momenti diversi, ma naturalmente partono con la stessa ambizione di fare bene in questa Coppa. Ricordiamo che la vincente di questo incontro, di questo doppio incontro, se la vedrà con la vincente dell'altra semifinale, dell'altro quarto di finale tra squadre del Girone A, ovvero sia Unitas Sciacca e Athletic Club Palermo, due squadre che sono praticamente prossime a iniziare il secondo tempo, mentre la Don Carlo Misilmeri saluta i propri sostenitori. No. Tutto pronto per l'inizio della partita. Il primo giro al pallone verrà dato dal San Vitolo Capo, nello specifico da un ex di turno, ovvero sia Claudio Lavardera, che proprio dalla Don Carlo, questa è una storia molto interessante, proprio dalla Don Carlo ha fatto partire il suo percorso di recupero da un grave infortunio che lo fermò qualche stagione fa, poi ha ripreso il suo giro che l'ha portato fino a indossare la maglia del San Vito. È iniziata Don Carlo Misilmeri San Vitolo Capo, mettetevi comodi, inizia la corsa, la caccia a un posto in semifinale di Coppa Italia Eccellenza Sicilia. Subito pallone gestito dalla Don Carlo, poi il recupero perfezionato dal San Vito con Fricano, poi il servizio in avanti. A breve vedrò anche lettura delle formazioni, ma occhio a questa giocata, tocco dell'arbitro che deve far riprendere il gioco dopo aver toccato la palla. Quindi formazioni con la Don Carlo che si schiera con Di Salvo in porta, linea difensiva con da destra a sinistra il solito trio composto da Capozzucchi, Cossentino e Muzzo. Sulle corsie giocano a destra Ricciulli, a sinistra Pellegrino. Davanti la difesa gioca Romano, le mezzali sono Lavardera e Cerniglia, in avanti Rudonia e Tripoli. Risponde dall'altra parte il San Vito con in porta Rusconi, difesa che vede a destra Capitan Bulades, a sinistra col numero 3 Mannina. I centrali sono AVA con il numero 6 e De Santis con il numero 5. In mezzo al campo Chieffo con la maglia numero 2 e Fricano col numero 8. Sugli esterni giocano col 4 Salvia e con l'11 Spadaro, mentre intanto attenzione a questa azione della Don Carlo. Si parte dall'angolo, primo tiro dalla bandierina della partita, e per la squadra di casa a completare la formazione c'è Calagna che gioca col 10 a supporto di Lavardera, appunto, maglia numero 9. E dunque corner per la Don Carlo, con la palla che spiove sul secondo palo, smanaccia Rusconi, poi Avois la mette ancora in angolo, quindi secondo corner in fila per la formazione di Napoli, reduce da 7 vittorie consecutive tra campionato e Coppa, proprio da una gara di Coppa, ovvero sia l'1-1 interno contro il Lascari Cefalù. È iniziata poi la sfilza di gare vinte dai biancorossi. Occhio a Romano dalla bandierina anche in questo secondo palo, la palla però dovrebbe aver attraversato la linea di fondo, quindi si riparte direttamente dal rinvio per il portiere Rusconi. Rusconi classe 2005, gli under in campo sono De Santis, lo stesso Rusconi, e Spadaro come 2006 da una parte. Under in casa Don Carlo anche oggi sono il portiere Di Salvo, mentre intanto attenzione Rudonia col pallonetto
palla fuori, illusione del gol, era saltata la panchina ma la palla è uscita. Dunque palla gol al terzo minuto con Roy Rudonia, schierato ancora dal primo minuto da Tommaso Napoli. Qui rischia il San Vito, infatti perde palla, c'è Cerniglia che scodella in mezzo a questo pallone, Rudonia con la sponda, Tripoli ancora per Rudonia che controlla e calcia, ribattuto. Cercano di dialogare subito i due attaccanti, il tandem titolare scelto da Napoli per la seconda volta nel giro di 4 giorni. Rudonia intanto con una spallata si libera di un avversario con un fallo secondo l'arbitro, punizione San Vito che può respirare dopo questo minutino di tensione, di pressione provocata dalla Don Carlo, che ha sfiorato il gol subito con Roy Rudonia, giocatore che ha iniziato la stagione in Sardegna con la maglia del Budoni, già passato alla Sicilia con le maglie di Geraci, Gioiosa e Roccaacquedolcese. Cerniglia, altro recupero palla da parte della Don Carlo, l'apertura del capitano su Ricciulli, 1 contro 1 di Ricciulli che prova a sterzare, serie di finte, manda al Barmannina, mette in mezzo il pallone di testa a Bois, poi Pellegrino a pressare, Tripoli recupera, conclusione di Romano, respinta. E occhio alla ripartenza con Spadaro da parte del San Vito, testa bassa, verticale, troppo lunga per la Vardera che neanche prova ad inseguire il pallone. Un'opportunità ancora per la Don Carlo che sta cingendo d'assedio la metà campo del San Vito. Quintata attenzione alla palla persa però, Calagna in area, Calagna blocca Di Salvo e occasione per il San Vito anche. Giro palla della Don Carlo con Muzzo che richiama in causa Di Salvo, altra titolarità per lui, anche intanto qui rischia Di Salvo anche per l'indisponibilità dei 2006, oltre che per un rendimento fin qui eccellente da parte del portiere ex Cus Palermo e Unitas Sciacca. Ricciulli cerca la verticale, viene intercettato il suo passaggio da Mannina, poi arriva Cerniglia. Stagione fin qui straordinaria per il capitano della Don Carlo, a segno da 5 partite consecutive, non solo su rigore, anche la perla contro il Casteldaccia proprio qui all'Aloisio. Cerniglia richiama in causa Ricciulli, parte il cross, primo palo Rusconi in 2 tempi e prova a partire il San Vito con Romito Bulades, Calagna. Cambio gioco dalle parti di Mannina che in qualche modo controlla l'avanzata del 3 del San Vito, scambio con la Vardera, pallone leggermente arretrato, allora deve ricominciare da capo, da Africano, tocco per Calagna che viene a prendersi il pallone lontano dalla sua area, poi il cross di Bulades storto e fuori misura. Riparte dal fondo e gioca corto Andrea Di Salvo. Capozzucchi, verticale a cercare Rudonia, spalla a spalla con Avoa, prova a correre lo sloveno, ancora Rudonia, tiene il pallone in campo, Avoa la mette in fallo laterale, rimessa Don Carlo Misilmeri. La rimessa sarà per la Vardera. Si può battere la rimessa con mister Policani che dà indicazioni, anche Napoli dal canto suo invita i giocatori a occupare bene le posizioni, sale anche Cosentino, quindi questo schema direttamente con le mani, la Vardera cerca dentro proprio Cosentino, la sponda che non riesce, o meglio non trova compagni, Pellegrino al recupero, decide di riciclare il pallone, Muzzo, Cerniglia,
mentre è arrivata, la potete vedere sullo sfondo l'ambulanza già inquadrata in precedenza comunque mentre c'era l'attacco da parte del San Vito. Tripoli, colpo di testa che non riesce, allora Chieffo recupera, serve indietro Rusconi, rischia anche lui qualcosa, poi la palla giocata da De Santis, Fricano cerca Mannina, lo trova, riesce a tenerla in campo, il 3 può avanzare Mannina, inseguito da Romano, cerca per via centrali Spadaro, Spadaro conclusione, debole, parata senza problemi da Andrea Di Salvo. Capozzucchi, palla che finisce fuori. Fricano, inseguito da Rudonia, cerca di liberarsi anche Ricciulli su di lui, costretto a indietreggiare l'ex di Profavare Athletic Club Palermo, che ricomincia da Rusconi, alto Fricano in gol con una rete splendida proprio contro la sua ex squadra un paio di settimane fa, è la partita terminata 1-1, uno dei 3 pareggi stagionali dell'Athletic che di fatto vanno a pareggiare le 2 sconfitte iniziali della Don Carlo e Athletic che sono in testa dopo 8 giornate con 18 punti a testa. Qui attenzione, gran palla, Tripoli in gol, annullato per fuorigioco. Da vedere però la posizione di partenza dell'attaccante, perché probabilmente, anzi senza dubbio, in fuorigioco c'era Ricciulli e su questo non ci sono dubbi, mentre intanto c'è l'uscita su Di Salvo con il fallo commesso da Spadaro. Dicevo, qui si stanno anche chiarendo sia con Ricciulli che con Tripoli, compagni di squadra e mister Napoli, perché Ricciulli era sicuramente in fuorigioco, non lo era probabilmente Tripoli, ma grande giocata al di là del fischio da parte della Don Carlo, mentre viene ammonito Salvia. Primo giallo del match dopo quasi 11 minuti, provvedimento disciplinare per Gabriele Salvia, passato dalla primavera del Palermo prima di iniziare a girovagare già da un paio di anni in giro per i campi del calcio dilettantistico siciliano. Vediamo se si può riprendere a giocare qui all'Aloisio. Direttore di gara che deve fischiare. Adesso si può giocare con Muzzo che verticalizza, scavalcato Tripoli, può arrivare Pellegrino, c'è l'anticipo su di lui da parte di Bulades, poi la spazza via Chieffo, anzi si tratta di De Santis, poi Calagna colpito involontariamente da Ivan Lavardera, rimane a terra l'ex giocatore del Castellammare. Si gioca con la rimessa per la Don Carlo, Rudonia cerca la sponda, arriva Lavardera, poi Pellegrino spalla alla porta, prova a giocarla il 3 che mette in mezzo il pallone, Rusconi con calma la blocca. De Santis cerca centralmente Chieffo, la fa scorrere ma c'è Romano in anticipo. Romano ai 35 metri sbaglia il tocco, un po' indeciso sul da farsi, alla fine la perde. E occhio alla ripartenza da parte di Gianni Calagna che prova a spingere, Muzzo lo ferma. Pellegrino pressato proprio dal 10, decisivo per il passaggio del turno del San Vito, tra l'altro contro la sua ex squadra.
con un gol all'andata e 2 gol nella gara di ritorno giocata proprio in quello che l'anno scorso è stato il suo stadio, ovvero il Matranga, espugnato 3 giorni fa dalla Don Carlo Misilmeri. Capozzucchi, Di Salvo, finge di calciare, poi rischia sull'attacco di Claudio Lavardera e alla fine sventaglia dove c'è Pellegrino, colpo di testa, la palla non è rimasta in campo. La battuta, poi Capozzucchi, Tripoli anticipato, tutto che per l'arbitro nel contrasto con Mannina. Ricciulli fa correre Cerniglia, Cerniglia in mezzo rasoterra, l'anticipo di Chieffo, Fricano con l'esterno libera bene su Spadaro, fallo di Romano, l'arbitro fischia, punizione. Punizione per il San Vito, quarto d'ora che si avvicina qui all'Aloisio, un'opportunità ghiottissima Fricano, palleggia veramente al fianco dei 2 centrali difensivi, poi sventaglia su Calagna che controlla, arriva Cerniglia, lo ferma, poi ancora Calagna, tocco per Chieffo, Bulades torna da Avoa, in gol nella partita persa domenica sul campo del Partinico Audace a Terrasini. Intanto altra palla persa alla Don Carlo, la recupera Lavardera che smista, c'è Chieffo, Fricano, Fricano sventagliata a sinistra, Mannina 1 contro 1 con Ricciulli, propone il cross, Cosentino alza il campanile verso il limite dell'area, Romano la giocata in qualche modo colpisce il pallone verso la linea laterale, rimessa San Vito, ed è la partita come esattamente ce la si aspettava, una battaglia su tutti i palloni con Mannina che la lascia a Chieffo, la rimessa del 2, Lavardera sponda ancora su Chieffo che alleggerisce su Fricano, Fricano contro Rudonia, prova a passare su Ricciulli, non ci riesce, allora ricomincia da dietro il San Vito con Salvia che smista su Avoa, ancora Salvia pressato da Tripoli, tocco largo per Bulades, nuovamente Salvia, Chieffo, Fricano, ancora Chieffo, Salvia, Chieffo, palla per Avoa, possesso palla intorno alla zona centrale del campo per il San Vito, poi palla buttata via e allora Cerniglia può accelerare con la ripartenza, avanza il capitano della Don Carlo, davanti a sé il solo Tripoli, lo cerca, trova però l'intervento di Giovanni Fricano. Pellegrino ancora con recupero, tanti errori in fase di gestione da una parte e dall'altra, l'anticipo di Avoa su Rudonia, tutto ok per l'arbitro, e Fricano che finge di lanciare, lo fa in questo istante alla ricerca di Spadaro, Capozzucchi protegge l'uscita di Di Salvo, Cosentino, Di Salvo, ancora i 2, Romano, sale la pressione di Salvi, allora ancora Andrea Di Salvo con il tocco per Alberto Cosentino, Muzzo, Lavardera, la palla esce, errore nel controllo da parte di Ivan Lavardera. La rimessa con Bulades contro Pellegrino, alla meglio il 3 che mette in fallo laterale. Tanto altri risultati in corso, 1-0 vittoria sul campo della Nebros, 3-0 dell'Avola ai danni dell'Aci Sant'Antonio, 0-0 in entrambe le partite del Girone A, anche tra Unitas Sciacca e Athletic vige
il punteggio di partenza, ricordo le gare di ritorno tutte in programma tra 2 settimane, ovvero sia mercoledì 20 novembre, poi nel mese di dicembre le semifinali, c'è attesa per la data della finale che dovrebbe essere quella del 15 gennaio. Intanto l'entrata regolare di Chieffo che perde però il tempo della giocata, si appoggia a Spataro, indietro, ancora il tocco per Lavardera, murato, dall'altro Lavardera in campo. Occasionissima qui per l'Unitas, poi scucchiaiata di Fricano, esce di Salvo che prova a dare ritmo, anche con un urlaccio ai compagni, ma qui forse si è specchiata troppo la squadra ospite col giro palla, ben 4 passaggi in orizzontale prima di cercare la conclusione con Claudio Lavardera. Lavardera, autore di 6 gol nell'esperienza misilmerese, nonostante abbia giocato poco, spesso e volentieri inserito anche per restituirgli tono fisico anche dal tecnico di quella stagione, la 22-23, ovvero sia Salvatore Aronica nella seconda parte. Intanto colpo di testa di Mannina che rischia, ma alla fine concede il terzo calcio d'angolo alla Don Carlo. Dalla bandierina ancora, anzi alla bandierina va Pellegrino, sempre col mancino, sempre con l'effetto a rientrare, pallone sotto porta, l'ha toccata Rusconi togliendola dalla testa di Muzzo. Angolo dall'altra parte, l'anticipo questa volta di Avois, poi ancora pallone messo in mezzo secondo palo, Muzzo prova a rimetterla, era in posizione regolare, non l'ha colpita bene il 15 e allora si riparte dal fondo, 20° scaduto da qualche secondo, torna a farsi viva la Don Carlo, ha sfiorato quello che in gergo viene chiamato gol olimpico Riccardo Pellegrino direttamente dal calcio d'angolo, un gol simile lo ha segnato, visto che siamo anche in settimana di Champions, anche Pulisic per il Milan contro il Bruges un paio di settimane fa. Spadaro, spalla alla porta contro Capozzucchi che non lo fa girare, poi entrata di Chieffo su Cerniglia, rimessa Don Carlo, è rimasto a terra Cerniglia. Intanto dialogo in lingua madre tra Chieffo e Capozzucchi, con Chieffo che gli ha detto ricordati da dove veniamo, evidentemente entrate ruvide ma non troppo per quelle che sono le esperienze dei due sudamericani. Ricciulli con questa palla che spiove, Rusconi leggermente incerto ma comunque la blocca. Intanto comincia a scendere la luce su Misilmeri. Poi intanto cerca il dialogo con Cerniglia e con Chieffo, il direttore di gara. Direttore di gara che prova a porre un freno e prova a raffreddare gli animi che si stanno leggermente accendendo in questa fascia centrale del primo tempo. Siamo esattamente a metà, 22:30 e 0-0 alla Loisio. Tanto equilibrio, ma se lo si poteva aspettare. Di testa Muzzo, poi non si capiscono Lavardera, Ivan Lavardera e Romano. Arriva Fricano, finta di corpo su Rudoni e tocco per Mannina. Spadaro,
prova ad andare l'11, poi verticale per il suo terzino, palla in mezzo, Muzzo con l'anticipo su Claudio Lavardera, e allora Tripoli, sovrastato da De Santis, rimessa per la Don Carlo con Napoli che bracca il pallone, lo dà a Ricciulli. Romano, controllo e girata su Capo Zucchi. Costantino la muove la Don Carlo, palla per Muzzo, ancora per il 21 Cerniglia, palla in verticale, poi Rudonia anticipato da Voa, ma c'è Ivan Lavardera. Cerniglia, palla larga su Ricciulli, 1 contro 1 con Mannina, serie di finte del 77 che va sul fondo, propone sul primo palo, palla che esce. E Rusconi che può andare dal fondo. Fricano che praticamente fa regista difensivo, di testa Costantino su Claudio Lavardera, poi Cerniglia, duello con Chieffo, punizione conquistata dal capitano della Don Carlo, protesta il giocatore biancazzurro. Muzzo, Pellegrino, Costantino, Capozzucchi per Alberto Costantino, ancora si dispone con questa linea che prima è di 3 poi è di 4 giocatori a infastidire, parlo del San Vito ovviamente, a infastidire il primo possesso da parte della Don Carlo, la prima linea di possesso, quella difensiva, e poi costretta a lanciare Costantino la perde. Rusconi la gioca subito, poi Mannina in qualche modo su Chieffo che di tacco la gioca in maniera rischiosa, De Santis con Mannina che non la tiene in campo dopo il primo controllo, e allora sarà rimessa per la squadra di Tommaso Napoli che continua a incoraggiare, continua a dare indicazioni. Cerniglia che dovrebbe lasciarla a Capozzucchi, così è. Ricciulli, Ciulli sul fondo, mette in mezzo, tocca Mannina, quarto calcio d'angolo per la Don Carlo Misilmeri. Stavolta va Romano dalla bandierina, sempre Mancino con effetto a rientrare. La battuta di Romano, primo palo di testa Muzzo, la manda fuori da pochissimi passi, occasionissima Misilmeri. Dunque palla gol una ventina di secondi fa per la Don Carlo Misilmeri, sfiorato il gol da Muzzo. Possiamo parlare di terza occasione limpida per la squadra di casa. Ivan Lavardera con il lancio, questa volta corto, ma è bravissimo Ricciulli sul controllo dell'avversario. Rudonia fermato da Voa. Questo è un grande intervento del numero 6 sanvitese. Bulades intercetta Pellegrino. È l'ultimo passaggio che dobbiamo migliorare. Rimessa per Romito Bulades. Costantino, anzi Muzzo con l'anticipo sulla Lavardera che poi passa davanti a Riccardo Pellegrino. Tripoli, dove c'è Bulades che scucchiaia, dove c'è Ivan Lavardera, recupera la Don Carlo con Riccardo Pellegrino che disimpegna su Muzzo, rischia e infatti la perde. Ci vuole l'intervento di Alberto Costantino che mette la palla direttamente sulla provinciale, fuori da piano stop.
È rimessa per la squadra guidata da Vito Policani con Capitan Bulades alla battuta. Calagnà cambia gioco, va da Mannina che può intervenire solo di testa, l'anticipo di Capozzucchi che poi prova ad innescare Ricciulli, l'anticipo di Chieffo che non vuole perdere tempo, la mette in fallo laterale. Rimessa Capozzucchi, vuole il momento dei compagni, non sa chi darla, cerca Tripoli che assorbe il contatto con Avoa ma non tiene palla, allora Fricano gira su se stesso a ricerca dei compagni, trova Spadaro, scucchiaiata su Mannina, Mannina la fa scendere contro Capozzucchi, parte il cross, la Vardera e poi l'uscita di Salvo, ma c'era stato fallo di mano dell'ex attaccante della Don Carlo. Proteggiti con sto braccio! Ivan Lavardera, Cerniglia, avanza Stefano Cerniglia, chiede sostegno ai compagni, tocca a Capozzucchi, verticale per la corsa di Ricciulli anticipato, arriva Tripoli per primo sulla seconda palla, poi tocco per Ricciulli, triangolo che si chiude, Tripoli in mezzo, dove c'è Avoa in fallo laterale. Qui aveva attaccato la porta Rudoni, ha messo la palla verso il dischetto del rigore Silvio Tripoli, decisivo a Castellammare col suo gol, col suo tocco sotto porta per la vittoria, l'ex attaccante della Nissa, mentre Lavardera con la battuta con le mani, colpo di testa, poi Ricciulli, rovesciata, Rusconi, calcio d'angolo. E dunque alla mezz'ora ancora occasione per la Don Carlo, già la quarta limpida dall'inizio del match, e angolo per Ivan Lavardera, pallone a spiovere verso il centro, allontanato dalla difesa, c'è il tentativo di ripartenza adesso del Castellammare, un 3 contro 3, Salvia non lo affronta Romano, ci pensa Muzzo con un grande intervento in scivolata, mentre a terra Avoa e la palla messa fuori. Si è rialzato il centrale, quindi tutto ok per lui, con Calagna che protesta col direttore di gara. Salvia restituisce palla alla Don Carlo, 32esimo prossimo a scadere. Altra partita che è stata abbastanza scorrevole, possiamo dire che quella appena vissuta per l'incidente ad Avoa è la prima vera interruzione. Squadre che evidentemente volevano recuperare il tempo perduto. Ricordo mezz'ora di ritardo sull'arrivo sull'inizio della partita. Ivan Lavardera intanto tiene la palla in campo contro Fricano che lo ferma e tiene anche la palla in campo. Poi gioca bene su Chieffo. De Santis. Pallone rischioso ma efficace su Spadaro che si propone per Lavardera. Romano lo ferma. Poi col piede debole va da Tripoli, contrastato da De Santis. Tutto ok per l'arbitro. Palleggia nella sua tre quarti difensiva il San Vito. Avoa
Bulades. Fricano alza la testa, si è proposto Spadaro, prova a servirlo. Spadaro contro Capozzucchi. Capozzucchi all'1 contro 1 difensivo, arriva anche Ricciulli a dare una mano. Spadaro porta a spasso il pallone, va a calciare, tiro non complicato da controllare per Di Salvo. Capozzucchi, controllo non facile, poi cerca il sombrero su Spadaro, palla in fallo laterale. Cosentino col possesso e lancio a cercare Pellegrino, l'anticipo però è stato da parte di Bulades. Occhio a Salvia che si propone, la palla non è uscita, arriva Ivan Lavardera a proteggere, a recuperare e a guadagnare fallo e calcio di punizione per la Don Carlo Misilmeri, che ai punti meriterebbe il vantaggio per le palle gol create, almeno 3-4. Col tocco di Rudonia dopo pochi minuti, col colpo di testa di Muzzo sui sviluppi di un calcio d'angolo e poi con la rovesciata bellissima di Ricciulli mandata in corner da Rusconi. Rudonia cerca la palla centrale per Pellegrino, ha capito tutto Avoa, poi Chieffo con Salvia fermato da Cerniglia col fallo. Luca, vieni! Fricano con il tocco per Bulades, di prima Calagna a cercare a trovare Claudio Lavardera, mangiato da Muzzo che poi conquista il calcio di punizione. Ottima fin qui la prova di Muzzo. Cosentino batte la punizione direttamente su Capozzucchi. Ancora Cosentino che torna dall'ex giocatore del Marina di Ragusa. Palla in verticale, Tripoli è in posizione regolare, De Santis anticipato, ancora Tripoli in area, Tripoli in mezzo, Rudoni alla liscia, poi altro tentativo da parte di Pellegrino, palla sul piede debole e calciata male. Oh, dai, oh! E qui altra occasione che Pellegrino sfortunato nel ritrovarsi la palla sul piede a lui meno gradito, il destro. Su questo campo col suo piede forte, ovvero il mancino, ha trovato il gol 2 settimane fa contro il Partinico Audace. Calagna, lancio col cambio gioco di testa Chieffo, controlla e spazza Alberto Cosentino, poi di testa De Santis, Salvia la fa scendere, poi va di testa verso Bulades che la gioca in avanti, interviene Pellegrino che però sbaglia, Fricano pressato da Rudonia, Avoa, tocco per Bulades che scodella di testa Muzzo, Ivan Lavardera. Rudonia, forse messo giù da Avoa, si continua a giocare lo sloveno alla palla, poi Avoa torna su di lui. Rudonia appoggia Pellegrino che decide di cambiare gioco in maniera estemporanea, Mannina con la spalla. Bene, su Rusconi. Rusconi la mette giù, decide di lanciare, stacca Chieffo con Cerniglia, poi Romano. Va ancora dal capitano della Don Carlo che passa per vie centrali, Rudonia, movimento di Tripoli e di Ricciulli, quest'ultimo prova ad arrivare, Mannina scorta l'uscita in fallo laterale.
Allora ancora Rusconi Mettiti in mezzo, Giovanni. dal fondo. Diciamo però. Rusconi andrà lungo questa volta dal fondo, cerca Salvia, trova Romano, rimpallo tra i due numeri 4. Spadaro, Claudio Lavardera, fronteggiato, poi arriva Capozzucchi che calcia addosso a Spadaro, rimessa, qui giocata di garra del centrale di casa. 6,5, poco meno alla fine del primo tempo, parziale di 0-0. Adesso merita sicuramente qualcosa in più a Don Carlo. Di testa Bois, arriva Pellegrino che taglia tutto il campo, da quinto viene quasi all'altra parte. Muzzo, Cossentino, Cerniglia, Capozzucchi. Capozzucchi va da Cerniglia, affrontato da Lavardera, tutto regolare. Allora Pellegrino, cambio di gioco per Lavardera che va a puntare Bulades da fermo il 10. Ancora Lavardera, evita Calagna, propone questo cross, colpo di testa di Avoua, controlla Mannina che la può giocare su Spadaro. Claudio Lavardera, Ricciulli si mette davanti, tocca però il 9 verso Spadaro, ancora dialogo con i due, Romano in anticipo. Fin qui ben ingabbiato dalla squadra di casa, il 9 sanvitese. Reduce l'anno scorso da una buona stagione al CUS Palermo. Ivan Lavardera intanto. Cerniglia. Capozzucchi con la gestione cerca la palla verticale sfiorata da Spadaro, poi Fricano pressato da Cerniglia che gli porta via il pallone. Qui tutto il mestiere di Stefano Cerniglia, che poi va anche a dare un bacino all'altro numero 8 in campo, che qui si è guadagnato con esperienza la punizione. Ultimi 4,5 del primo tempo, permane lo 0-0 all'Aloisio. Avoua, possesso palla San Vito. Intanto qui entrata fallosa secondo il direttore di gara. Tanto c'è il 4-0 dell'Avola in quel di Aci Sant'Antonio. Sempre avanti il Vittoria, adesso 2-0, stavo per darvi l'aggiornamento sull'1-0, 2-0 vittoria. Quindi 2 vittorie in trasferta tra le gare del girone B, 2-0-0 tra le gare del girone A, ricordo, iniziate alle 14:30, quindi termineranno praticamente con un'ora di anticipo rispetto a questa. Pellegrino evita l'intervento di Calagna, poi Romano, di prima per Lavardera. Lavardera qui cercava un corridoio centrale, decide di rifugiarsi da Di Salvo e questa volta lancia senza inventarsi nulla. Avoua sulla testa di Pellegrino, si gioca perché c'è Tripoli, allarga bene su Ivan Lavardera. Pellegrino subito col cross, Avoua alza poi il campanile, la palla che scende, la controlla Romano che prova a orientare, Calagna fermato, allora ancora Romano con l'aiuto di Ivan Lavardera, lancio intercettato da Mannina, rimane in attacco con questa rimessa. Romano verticale verso Pellegrino che la mette subito in mezzo, Tripoli non arriva anche per l'arrivo di un difensore, poi Ricciulli, l'uscita da parte di Rusconi, calcio d'angolo. Protestano per un presunto fallo i giocatori ospiti. Occhio all'angolo, sempre con Romano
Pallone sul secondo palo, non tocca nessuno. E dunque svanisce il quinto corner battuto dalla Don Carlo in questo primo tempo a 2 minuti dallo scadere dei 45. Salvia. Mannina, Fricano. Palla in banca adesso per il San Vito. Appoggi Fricano a Davua. Poi Bulades cerca di accelerare all'improvviso la squadra ospite. Bulades con lo scambio con Claudio Lavardera. Appoggio a Calagna. Calagna al limite. Può sparare col sinistro. Blocca Di Salvo senza grossi problemi. Quella che è la prima fiammata del pomeriggio misilmerese per Gianni Calagna. Costantino, Capozzucchi, Ricciulli fermato da Mannina, rimessa per la squadra bianca e rossa. Non ci stiamo muovendo, non ci stiamo smarcando, si devi andare. Vai. Silvio, tienila, tienila. Silvio! Rimessa per Capozzucchi, colpo di testa di Fricano, poi Chieffo. Pressato, in qualche modo prova a giocarla, Mannina non la tiene, rimessa per la Don Carlo che prova a chiudere in avanti questo primo tempo. Altro fallo laterale per la squadra di casa. Cerniglia, vediamo a chi la lascia a Lavardera probabilmente. 1 minuto di recupero da quando rimetterà in gioco Ivan Lavardera. La battuta quasi in area piccola, Costantino dove c'è Rusconi. Rusconi fa salire i compagni. Rusconi la mette giù, poi lancia. Colpo di testa di Chieffo. Lavardera, Capozzucchi a fermare, poi prova ad arrivare Cerniglia. Claudio Lavardera fermato con l'intervento sul pallone da parte di Capozzucchi. Poi Cerniglia, dove c'è Salvia che va a calciare. Di Salvo la blocca. Sta finendo il minuto, anzi è proprio finito il minuto di recupero. È 0-0 al Giovanni Aloisio tra Don Carlo Misilmeri e San Vito Lo Capo. Diverse le palle gol avute dalla squadra di Napoli, ma per il momento il punteggio non si sblocca. Noi andiamo in pausa per qualche minuto, naturalmente con le immagini targate e sportivi. Ci rivediamo tra qualche minuto, sempre qui dal Giovanni Aloisio. È uno snodo da una parte per rimanere al passo della capolista, dall'altro per rimanere imbattuti e continuare così. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal comunale di Bagheria e Bagheria Cus Palermo, 8ª giornata del girone A di promozione siciliana. La battuta in mezzo da parte di Lucera, il cross in mezzo, secondo palo, il palo colpito proprio da Perricone. Gio, Fiorentino scontra al limite, poi il tiro di Andrada un po' sporcato nella metà campo avversaria. Gio si accentra, cross col mancino, secondo palo, non ci arriva Perricone. Parte Lucera, sfiora il palo. Solito giro in difesa per i nerazzurri. Gio, il velo da parte di Caracappa che poi si inserisce, calcia fuori. Mustacciolo a guardare dentro l'area, a chiamare lo schema. Parte con il destro, colpo di testa cercato da Garofalo, pallone che va fuori lentamente. Mustacciolo era impegnato a dare indicazioni a Mormino per l'eventuale ripartenza. Lucera sopra la traversa. Cos Palermo che gira il pallone in questo inizio di ripresa nella speranza di costruire qualcosa.
affidandosi a questo cross, doppio rimpallo con Bartoloni che ha spazzato su Andrada. Al centro della barriera c'è Ibrahima Traoré che è altissimo. Parte Lucera a giro, sfiora il palo, decisivo il tocco di Mortillaro. Infatti la battuta è affidata a Caracappa. Pallone in mezzo, Perricone! Di testa, il solito inserimento di Aldo Perricone e il Bagheria va in vantaggio, 1-0. Perricone, nessun fallo sul nuovo entrato Andolina. Protesta a bordo campo il Cus Palermo, qui c'è Lucera davanti Mortillaro, lo scavalca Mortillaro, allunga il guantone, è ancora viva però Lucera, vorrebbe il gol al giro, il tiro di Lucera, rimedia così Raimondo Lucera, il 2-0 del Bagheria, la firma è di Raimondo Lucera. Rimessa lunga, Caracappa di testa la colpisce anche Filippo. Da terra Cincotta, Lucera, c'è il passaggio filtrante per D'Amico, fermato da Filippo, da terra, niente, Garcia calcia lui, occasione sprecata. Lancio profondo verso D'Amico, la prende, calcia al volo, il gol di Giovanni D'Amico. All'86esimo il Bagheria chiude la partita, segna anche in campionato. Parte Rama, calcia a giro, il pallone entra per il 4-0 direttamente su calcio di punizione di Daniele Rama. Secondo stagionale per Rama, il primo in campionato, triplice fischio ufficiale, il 4-0 del Bagheria sul Cus Palermo. Amici di Sportissimi, un saluto dal vostro caro Marco Genduso qui per commentarvi la giornata numero 6 del campionato di Serie C2 che vede scendere in campo il Palermo Futsal Club e il Sicilia Futsal. Questo dunque le scelte anche da parte del tecnico avversario che quindi sa bene che oggi può essere una partita importante e sceglie un quintetto che lo è altrettanto. Inizia dunque la sfida. Quello è anche un dato abbastanza chiaro, è iniziato già molto bene il campionato. Franco 1-2 con Chinici, calcia verso la porta con la punta, Liuzza chiude per la pari Mancolli, Franco apparecchia per la Fiora ed ecco il primo gol, lo stavamo chiamando, Vito La Fiora la sblocca dopo 1 minuto e 10 secondi ed è vantaggio 1-0, chi se non il Leone, Vito La Fiora. Prima del match contro l'Altofonte, tanto Franco intercetta il pallone per qualche istante, poi La Fiora è anche molto duro, le riesce anche a rubare, Franco apparecchia per Fiorentino, finta con sinistro, destro, Fiorentino! Palla fuori, non di molto, ma grande azione del Palermo, che è stato vicinissima al raddoppio con il Fiorentino. È uno schema a cercare la conclusione di Chinnici, Liuzza ancora respinge poi il contropiede con il Fiorentino che mette il fisico. All'indietro, Franco 1-2 con Chinnici, funziona sempre quest'asse, Franco! E la palla non finisce in porta, ma c'è la Fiora che stava chiedendo questo pallone, infatti l'abbiamo sentito urlare Nazza per dire passami questo pallone, così non è stato, palla fuori. Anche Totta. È uno schema per Franco! Schema perfetto! Con il passaggio di Lorenzo Chinnici col piattone, questa volta non sbaglia. Nazareno, Franco fa 2-0 ed esulta con i compagni. Che continua a stupire tutti. Poi buona giocata, Totta salta tutti, palla dentro e la tocca subito in porta Interisano, 2-1 la riaperta delle mismatch con Franco, lo vince lui e riapre la gara dopo il raddoppio rosanero. Poi conclusione di Interisano, blocca Faia, dicevamo Nicchia, per lui 4 partite, 2 gol e un assist. Gennaro, palla illuminante per Fiorentino e non sbaglia col tocco morbidissimo, ma che palla gli ha dato Gabriele Gennaro e poi gol perfetto, 3-1, abbraccio in panchina. Interisano, Nicchia con il petto, aggancia benissimo, si punta ma sul mancino, Nicchia, il palo, lo stava per fare bellissimo qui Alessandro Nicchia, completare questo messa in mezzo, poi da 2 passi arriva il gol di capitano del capitano Evola e fa 3-2, funziona perfettamente nel quinto di movimento, lo stanno dimostrando. Faia intanto mette le mani nel punto giusto
Evola. Leone sul fondo, Interisano mette dentro, Faia tranquilla, poi cerca ancora la porta per la terza volta! Comincia a Gianluca Pizzi! Francesco Faia fa poker, fa 4-2, le prime volte non era stato bravissimo, questa volta è perfetto, 4-2 e probabilmente anche dedica speciale per lui. Sparacia, cerca l'imbucata, scelta del Graffeo, la controlla, si chiede con un braccio, ma non c'è nulla. Franco, buon lavoro e tiene botta benissimo, poi cerca la velocità. Franco riesce anche a saltare l'uomo e cercare anche la porta, l'aveva pure trovata, adesso trova soprattutto la Fiora! Vito La Fiora! Manita rosanera, doppietta, è tornato, is back! Vito La Fiora, bacio verso la telecamera. Interisano salta, Vivarelli calcia verso la porta, Faia ancora una volta è bravissimo a rispondere, per lui un gol ma anche diverse parate con Mancino, palla che rimane lì, Interisano, vediamo se si autolancia, salta, Chinnici è molto veloce, Interisano, Faia come una muraglia, si prende la pallonata, non batte Ceglia, ma ha permesso l'aggancio, Vivarelli con Sparacia, lo salta, Vivarelli nettamente, cerca la porta, poi la palla rimane lì, e l'ultimo tocco dovrebbe essere stato proprio di Vivarelli, che fa 6-2, infatti esultano con lui, di calcio d'angolo, tutta corta, palla che rimane lì, Faia ancora, come un gatto questa volta, nicchia, poi Vivarelli, escono bene dalla pressione, poi palla Mancina verso Nicchia, con la punta, anticipa Liuzza, grande palla di Vivarelli e poi gol di Nicchia, ma quanto sono forti questi under rosaneri. Sarà quindi rimessa tra il minuto 60 di gioco e va bene così perché vince il Palermo Futsal Club, vince con il risultato di 7-2 contro il Sicilia Futsal e adesso è sempre più primo in classifica. Siamo andati subito sotto, però noi siamo stati bravi subito dopo a subire il primo gol a reagire e quindi a mettere subito la partita nella direzione nostra. Grazie anche alla mia doppietta, importante e fondamentale erano i 3 punti per il Tren e speriamo che ne arrivano altri. In bocca al lupo a tutti. Hai parlato di reazione. I tuoi 2 gol sono arrivati praticamente a secondi da un calcio inizio, il primo dopo il 2-1 del Canicattì, il secondo dopo l'inizio della ripresa. Questa è una soluzione in più magari che puoi dare alla squadra? Sì, il mister di me si fida tanto, ci alleniamo tanto anche durante la settimana e spero di dare il mio contributo in tutto il campionato.
Sono rientrate in campo le squadre, secondo tempo di Don Carlo Misilmeri San Vitolo Capo, la prima frazione si è chiusa sullo 0-0 ma con diverse occasioni create e non sfruttate dai padroni di casa, almeno 4. D'altra parte hanno più badato alla fase difensiva, gli uomini guidati da Policani. Inizia il secondo tempo. Ivan Lavardera, nessun cambio dopo l'intervallo. Qui Salvia controlla, pressato proprio da Ivan Lavardera che gliela porta via, poi Cerniglia non riesce ad arrivare Tripoli, la fa scorrere Bulades che prova a conquistare la rimessa, poi si complica un po' la vita contro Tripoli. Bulades va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro ed è corretta la sua decisione, poi Lavardera addosso ad Abois, sesto calcio d'angolo per la Don Carlo Misilmeri che parte all'attacco. Qui Bulades protesta, ma a mio parere poco da protestare, è andato giù non appena si è reso conto che aveva perso il suo vantaggio. Pellegrino col cross ribattuto proprio dall'ex Mazzara, poi attenzione a questa palla gestita dal San Vito in contropiede. Salvia spinge un 4 contro 3, Salvia, la palla larga per Calagna che mette in mezzo col destro, intercettato e per spazza via la difesa della Don Carlo. Ivan Lavardera, l'appoggio su Rudonia che orienta il controllo, serve Tripoli, posizione regolare, allora può andare Tripoli 1 contro 1 con Abois. Tripoli centralmente a Rudonia, Rudonia tocco per Cerniglia ai 20 metri, decide di allargare su Ricciulli. Ricciulli col cross da fermo, la palla va da quinto a quinto praticamente per Lavardera, 1 contro 1 con Bulades, ancora Lavardera cerca luce per la giocata, calcia addosso a un difensore avversario. Poi Calagna appoggia Bulades che alza la testa, guarda i compagni, cerca Claudio Lavardera, anticipato ancora da Muzzo. Fricano, Calagna, palla dall'altra parte dove c'è Chieffo che appoggia subito a Spadaro, la tiene Spadaro nonostante la pressione, poi tamponamento con Cerniglia regolare. Cerniglia inseguito proprio dal numero 11 biancazzurro, palla in verticale intercettata e attenzione a Calagna dall'altra parte, squadra un po' più lunga in questo avvio di secondo tempo. Calagna fermato ancora da Muzzo, altra grande partita fin qui del difensore Lavardera, evita l'intervento di Calagna che prova ad inseguirlo, poi vince anche il rimpallo. Rudoni anticipato da Chieffo, poi Abois pressato a Lavardera con il fallo, punizione. Intanto c'è a terra proprio Muzzo. Si rialza il numero 15 che ha dato ulteriore solidità al reparto difensivo della Don Carlo insieme al connazionale Capozucchi. Kiev, l'appoggio, poi scorta l'uscita del pallone Capozucchi che batte subito su Cerniglia, ancora il 5, passaggio intercettato da Spadaro che riconquista, poi il Romano, Chieffo per Spadaro, c'è largo tutto solo, Calagna non lo vede per fortuna della Don Carlo. Spadaro che perde palla, poi passa Cerniglia sulla scivolata di Chieffo, Rudonia protegge il pallone anche con eleganza, poi tocco lungolinea per Ricciulli che prova ad andare,
Ricciulli, la sterzata, ancora Ricciulli, salta un altro avversario, non salta Chieffo, c'è però Cerniglia che alimenta, cross respinto dal solito Avois. Se Muzzo da una parte sta giocando una gran gara, lo stesso si può dire proprio del numero 6, ma attenzione qui proprio Muzzo perde palla. Chieffo. Calagna, 1 contro 1 col già citato Muzzo, saltato per la prima volta nella partita. Calagna con la trivela deviata da Pellegrino, in qualche modo Romano non interviene, poi l'intervento di Cerniglia fondamentale e alla fine spazza proprio il capitano della Don Carlo. Sta un po' soffrendo adesso la squadra di Napoli. Fricano taglia il campo in orizzontale, poi apre dove c'è Bulades. Chieffo, Calagna, scucchiaia verso Romito Bulades, raggiunto e superato da Pellegrino che guadagna il fallo laterale. Tanto iniziano le manovre su entrambe le panchine, mentre Pellegrino va con la rimessa, andrà più lungo che può. Tripoli non riesce a controllarla, la tocca lui per ultimo. Qui in qualche modo prova a giocarla il San Vito con Calagna. Bulades scucchiaia, controlla Romano, poi Tripoli sbilanciato da Bulades col fallo secondo il direttore di gara. Tanto c'è a terra Mannina. Richiamato lo staff medico della San Vito. Tanto è arrivato il primo finale, è quello, anzi i primi 2 finali, perché ha vinto l'Avola 4-1 ad Aci Sant'Antonio, è finita 0-0 tra Unitas e Sciacca Athletic. Ha segnato la Nebros 10 minuti fa con il rigore di Bontempo e dunque a 10 più recupero dalla fine il punteggio è Nebros 1, Vittoria 2. Tanto prepara la prima mossa ed è una mossa forzata Policani. Sta per entrare Ramaglio al posto proprio di Mannina. Qui il cambio. Fulmino a me dovete fare guidare, a me che devo giocare. Si riprende con il San Vito che ha operato il primo cambio. Capozzucchi, lungolinea per Ricciulli, subito impegnato Ramaglio, gli dà una mano e va a chiudere De Santis. E la rimessa a cercare Costantino che era salito per sfruttare lo schema, invece giocata male questa rimessa dalla Don Carlo, deve intervenire Cerniglia in anticipo su Claudio Lavardera. Qui la fa scorrere Chieffo, Spadaro su Claudio Lavardera chiuso da Romano.
Costantino si propone proprio sotto la nostra inquadratura Pellegrino per ricevere, si va da Di Salvo che torna da Alberto Costantino. Capozzucchi, verticale per la corsa di Ricciulli, esce storto però il lancio dal piede dell'ex Marina di Ragusa. Palleggia dalle retrovie il San Vito, Rusconi batte lungo oltre il centrocampo, Capozzucchi di testa, poi Romano alza questo campanile dalle parti di Salvia. Calagna col controllo orientato contro Muzzo, arriva Costantino a raddoppiare, pallone spazzato dal centrale della Don Carlo. Tripoli contro Avoa che salta sulla sua testa, arriva la Vardera, ancora Avoa a recuperare. Chieffo vuole la palla, Africano la riceve, arriva Rudoni alle sue spalle, allora Africano si appoggia a Claudio Lavardera. Spadaro sempre per il 9, Chieffo, Africano apre dove c'è Romito Bulades, Calagna, poi Salvia, verticale a cercare Bulades, chiude Muzzo. Calagna, Bulades. Adesso per Calagna, dopo la suolata del suo capitano, da fermo Calagna, converge e crossa, palla in mezzo, Spadaro! Colpisce il palo Spadaro ad un passo dal gol il San Vito. Dai, ci vogliamo, raga. E dunque allo scadere dell'11° del secondo tempo arriva la prima palla gol della partita per il San Vito. È una palla gol di estremo peso, il palo del numero 11 ha tagliato alle spalle di Capozzucchi, qui Spadaro. Capozzucchi adesso va a battere il fallo laterale, colpo di testa di Chieffo, quello di Cerniglia che salta proprio sul giocatore che aveva colpito il palo un minuto fa. Intanto rimessa San Vito. E a terra Spadaro, colpo alla spalla, si alza adesso l'esterno sinistro del San Vito. Adesso batte un fallo laterale adesso è la linea centrale del campo con Ramaglio, poi Spadaro si appoggia ad Avoa, è tutto aperto Bulades, visto e servito dal suo centrale. Poi altro cambio gioco, De Santis la fa scorrere su Ramaglio, ancora De Santis. Avoa, tocco per Bulades. Qui Salvia in anticipo, chiude Ricciulli, rimessa San Vito. Chieffo con la rimessa battuta da Bulades che cerca avanza De Santis, poi Costantino con l'anticipo un po' scoperto, adesso il San Vito, vediamo se ne approfitta la Don Carlo, verticale subito per Tripoli, esce male Rusconi, fuori gioco. Alzato con qualche secondo di ritardo la bandierina, visto che tra le altre cose c'era già stata la giocata, tra l'altro maldestra, da parte di Rusconi, che ancora una volta dimostra di non essere un fine palleggiatore con i piedi. Avoa, proprio per il suo portiere, che si appoggia subito. Intanto pronta la mossa Sheriff per la Don Carlo Misilmeri, di testa Romano, Rudonia col tacco, Cerniglia incespica sul pallone prima di saltare Chieffo e Rusconi costretto a metterla in fallo laterale. Vai Osse.
aspetta per il cambio la Don Carlo, primo cambio che arriverà intorno all'ora di gioco, quindi mezz'ora circa per Youssef Cherif. Fricano non arriva, ma c'è Salvia. Qui palla buttata via, allora Pellegrino si defila e calcia, palla fuori, non di molto. Vuole andare lungo Rusconi. Rinviato il cambio, quindi viene fatto muovere un po' sul lato lungo del campo Cherif per non raffreddarsi. Tra l'altro è scesa la temperatura dopo che il sole è sparito. Lavardera col cross di testa sempre a Bois. Fricano riesce a liberarsi del pallone, a servire Ramaglio che la tiene in campo. Spadaro contro Capozzucchi, costretto a defilarsi, entrata di Capozzucchi irregolare secondo l'arbitro, è giallo per Capozzucchi. Le proteste di Cerniglia e Cosentino. Spadaro alla seconda giocata utile della partita dopo il colpo di testa che si è infranto sul palo. Tanto vedente si gioca solo a piano stoppa, visto che sta per terminare Nebros vittoria con i biancorossi di mister Mancini avanti per 2-1. C'è la punizione di Fricano, pallone che spiove, colpo di testa rimesso in mezzo, Cosentino fondamentale, poi Tripoli forse esteso da Bulades, l'arbitro lascia giocare. Allora il capitano del San Vito si rifugia da Rusconi. Il rilancio dalle parti di Chieffo che stacca sulla testa di Pellegrino, spazza Muzzo a metterla via. Avois ha tempo di controllare. Avois prova a passare Salvia per Chieffo, cerca di palleggiare adesso anche con un po' più di personalità rispetto al primo tempo il San Vito. Lancio dove c'è Capozzucchi, Cerniglia. Qui una serie di rimpalli, forse anche con un braccio Spadaro si gioca. Romano cerca di liberarsi nel traffico, Cosentino appoggia a Pellegrino, lancio a cercare Rudonia che scatta contro Avois. Qui Rudonia in qualche modo gliela tocca, prova a sistemarsela, alla fine però la palla esce. Arriva adesso il turno di Cherif, minuto 18. Esce Rudonia, quindi alleggerisce un po' l'attacco anche per renderlo un po' più imprevedibile con l'ingresso dell'ex delle giovanili di Trapani e Cus Palermo. Più profondità voglio. Adesso il diktat è chiaro da parte di Tommaso Napoli: giocare in profondità, non più appoggiarsi o provare ad appoggiarsi su Rudonia, a cercare la corsa, la rapidità, il dinamismo. Qui di testa Muzzo, palleggia Salvia, la perde sull'attacco di Ricciulli. Romano per Cerniglia che allarga a destra su Ivan Lavardera. Contrasto con Ramaglio che è l'ultimo a toccare, allora rimessa per la Don Carlo che rimane in attacco mentre prepara un'altra mossa Policani. Cherif, prima pallellosa partita, un appoggio a Lavardera, poi guadagna fallo laterale la squadra di casa
sta per entrare Prestigiacomo, mentre la Bardera andrà ancora con la rimessa lunga. Pallone che arriva in area, colpo di testa da parte di Chieffo, poi Romano prova ad appoggiare sulla Bardera, di testa Ramaio, altra rimessa. 20° in corso nel secondo tempo, altro fallo laterale per Ivan Lavardera. Pallone che arriva ancora una volta in area, rimane lì, Pellegrino svirgola, serie di batti e ribatti, arriva Ricciulli, Ricciulli protegge, viene atterrato, si continua a giocare, protestano i giocatori della Don Carlo. Romano alza questo campanino, ancora una volta il playmaker di Tacco Chieffo, l'appoggio di Cerniglia pericoloso, arriva Di Salvo con l'uscita ad anticipare Ivan Lavardera, la porta è vuota, Spadaro prova a approfittarne, bravo Lavardera col rientro in corsa e poi verticale verso Ricciulli, vediamo chi ha la meglio De Santis che poi anticipa anche Tripoli, qui poco fortunato anche nei tocchetti, nei mezzi tocchi Ricciulli, perché se avesse avuto pieno controllo della palla difficilmente sarebbe stato raggiungibile per De Santis. Bulades la fa passare per Calagna, questa volta Muzzo anticipa, costretto a spazzarla, la spazza sui piedi di Gianni Calagna, cambio San Vito, scocca adesso l'ora di Prestigiacomo, 21 trascorsi nel secondo tempo, siamo vicini alla metà del secondo tempo. Silvio, Ricciu, dai Gio. Seconda mossa dunque per Policani, Dai Ricca, dai Stefano. con Prestigiacomo che si va a mettere tra le linee. Battuta lunga, Ricciulli prova a spizzare, arriva Fricano prima di Sheriff. Bulades si deve rifugiare da Rusconi che deve inseguire questa palla perché Tripoli era in agguato. Rinvio dalle parti di Lavardera che viene anticipato da Costantino. Sheriff appoggia, Ricciulli si gira a spalla alla porta, appoggia a Pellegrino. Sheriff, Pellegrino può arrivare sul pallone, lo anticipa Bulades, calcio d'angolo, numero 7 per la Don Carlo. Adesso ha girata quasi la boa di metà secondo tempo con questo corner che verrà battuto proprio da Youssef Sheriff, con effetto a rientrare. È arrivato Costantino, è arrivato Capozzucchi, sono i tre difensori in area, la battuta di Sheriff, Rusconi non azzarda la presa, Lavardera al volo, a Voix, ancora in angolo. Riflettori accesi in pieno alla Loisio. Dalla bandierina di destra del fronte offensivo della Don Carlo va Peppe Romano. Intanto direttore di gara che chiede Non è giusto che siamo. Non è giusto che siamo. Possiamo fare il cancello. chiede di far uscire anche le persone che sono fuori dal rettangolo. Vediamo se ora si può battere il calcio d'angolo. Sulla palla c'è sempre Romano che riprende la rincorsa, fischia adesso l'arbitro. La battuta di Romano scodellata al centro, colpo di testa, e forse un tocco con la mano, poi conclusione da parte di Sheriff che termina fuori. Vedi che rigore! Non lo lasciare, va! Oh, guardate la persona fuori, ma guardate le cose! Va dal fondo Rusconi e qui seconda
fonte di proteste per la Don Carlo. Prima il contatto tra Ricciulli e Bulades, stavolta il possibile tocco di mano, non sono riuscito neanche a vedere chi è intervenuto sul colpo di testa sul secondo palo. Sheriff prova a far correre Tripoli, che aggancia bene col tacco per far salire i compagni. Sheriff ricomincia da Cerniglia, interviene Chieffo, poi ancora il capitano della Don Carlo che passa su Ramaglio, tocco largo per il cross che esce male dal piede di Tripoli. Venti più recupero alla fine. Don Carlo, che dopo aver un po' sofferto in avvio di secondo tempo, adesso è tornato padrone del campo. Qui la Vardera, poi Spadaro, palleggia Prestigiacomo che in qualche modo la tiene, poi arriva Romano e gliela porta via. Sheriff prova a sfruttare Prestigiacomo quasi per avere un triangolo, alla fine recupera il San Vito. Bulades, verticale, sbagliata, interviene Muzzo, Romano, Pellegrino, Ricciulli, Romano, controllo e rilancio, fallo laterale, è intervenuto Claudio Lavardera. Muzzo fa ricevere Sheriff, palleggio, poi ancora Muzzo, sbaglia. Chieffo prova a girarsi, interviene Fricano, poi d'esterno, una palla rischiosa, giocata in qualche modo da Ramaglio. Costantino, Ricciulli, perde palla, prova a ripartire il San Vito con Calagna, 1 contro 1 con Muzzo, rientra anche Pellegrino a dare una mano, accelera Calagna. Calagna contro Muzzo ancora, prova a passare, Muzzo con la scivolata, in calcio d'angolo. Arriva con calma a battere Calagna. C'è anche Fricano sul punto di battuta. Intanto direttore di gara che vuole vederci chiaro sui contatti in area. Torniamo sulla palla, che è quella che comanda sul fischio dell'arbitro. Se ne va Calagna, batte Fricano, pallone lungo, Agua ci arriva ma la palla è uscita e allora andrà dal fondo Di Salvo. Costantino, Tripoli, l'appoggio, poi la Vardera in qualche modo la gira verso Sheriff di testa, poi batti ribatti che favorisce proprio Sheriff. Ricciulli, Pellegrino con il cross, Pellegrino secondo palo, in qualche modo Tripoli prova a tenerla, messo giù, l'arbitro lascia giocare e le proteste adesso sono per Tripoli col contatto in area. Riprende il gioco, ma qui Tripoli ha protestato, forse anche poco lesto nella giocata, ma non si aspettava il liscio da parte di De Santis sul cross di Pellegrino. Recupera palla ancora la Don Carlo con Ricciulli, prova adesso ad andare con gli strappi dei suoi piccoletti la squadra di Napoli. Ricciulli fermato da Fricano.
Ramaglio, la calcia più lontano che può. Muzzo. La porta su, poi Pellegrino non riesce ad arrivare, insegue il pallone Tripoli, anticipato da Avoa, non aggancia la Vardera, Romano si affida ad Alberto Cosentino, poco più di un quarto d'ora più recupero e doppio cambio pronto per Policani. Cerniglia per la Vardela, Velo per Pellegrino, ancora la Vardera, dialogano i due. Si defila forse troppo la Vardera, cerca luce anche per un passaggio, prova ad andare sul fondo, inseguito da due avversari, alla fine guadagna il massimo, ovvero calcio d'angolo. Dai raga, dai raga. Sarà angolo, l'ennesimo angolo per la Don Carlo. Un quarto d'ora dalla fine, 75 che scadono in questo istante. Batte Youssef Sherif, tanti uomini tra area e limite, Sherif batte basso, allontanato da Africano, appostato sul primo palo, poi giù la Vardera, si gioca dopo il contatto con Calagna e occhio alla ripartenza del San Vito. Bulades, finta di crossare, la mette adesso, Spadaro anticipato e in fuorigioco però il numero 11, tra l'altro a terra Cosentino, evidentemente stremato. Doppio cambio. Cambio signore, cambio. Pronti ad entrare Barbera e Gomez Nobre. Vediamo chi esce. Cambia anche la Don Carlo con Adelfio. Vediamo i cambi. Fuori la Vardera. E fuori Spadaro. D'altra parte Adelfio pronto. Al posto di Tripoli. Arbitro, due rigori. Arbitro, due rigori. Due, Mi chiama ricevero. Si riparte, gioco fermo già da un minuto per via dei 3 cambi. Qui presti Giacomo anticipato da Sherif, poi Ricciulli prova a passare su Ramaglio. Pallone poi lungolino, ancora Sherif fermato da De Santis, fallo laterale, prova a tornare ad attaccare la Don Carlo. La rimessa sarà per la Vardera che deve tagliare tutto il campo. Quando mancano 12 minuti più recupero, non sarà breve il recupero, tanti cambi nel secondo tempo. La palla in area allontanata da Avoa, poi la rimette Cerniglia, esce Rusconi con i pugni e l'arbitro fischia fuori gioco. Il rilancio di Rusconi di testa Chieffo, poi ancora il 2, la palla arriva a Barbera che in qualche modo la controlla. Calagna, uno degli ultimi palloni della sua partita, ha chiesto il cambio, il 10 va a calciare col destro, palla fuori. Palla. Bravo Matti, ancora.
riprende il gioco con Di Salvo, cercato Pellegrino che colpisce di testa ma la palla è direttamente fuori, si rammarica Di Salvo. Qui praticamente Napoli a uomo su Bulades mentre batte la rimessa, poi recupera palla là Don Carlo con questo lancio che finisce direttamente in fallo laterale. C'è una rimessa. Con Bulades che perde qualche secondo, qui tutta l'esperienza del capitano. Altro fallo laterale per il San Vito. 9,5 alla fine più recupero. Barbera cerca la sponda, di testa va Pellegrino, poi Ivan Lavardera, Cerniglia apre per Ricciulli che controlla in qualche modo, la tiene in campo. Adelfio cerca la sponda, non la trova, allora prova a ripartire il San Vito, rimessa Don Carlo dopo la scivolata di Cerniglia su Chieffo. Muzzo, Lavardera, la palla è per Costantino che va a lanciare, controlla Ricciulli, tutto largo a destra contro Ramaglio, c'è Adelfio che gli dà una mano, passa Adelfio, poi mette anche in mezzo un buon pallone allontanato, poi Gomez Nobre, la palla non era ancora uscita, quindi vale il fallo laterale. Intanto l'ultima mossa del San Vito sarà Issa. Colpo di testa di Capozzucchi, poi Romano, non bene qui di testa, allontana in qualche modo Prestigiacomo, stacca Costantino, poi in qualche modo Ramaglio, Barbera in avanti su Calagna che controlla, Calagna cerca di liberarsi, palla in verticale, interviene Muzzo, poi Lavardera, occhio a Bulades sulla destra, converge il cross di testa ancora Costantino, le prende tutte qui nel gioco aereo, poi Cerniglia, Romano, subentra Chieffo, poi conclusione di Calagna col destro, blocca Di Salvo. Ricciulli, corre il 77, Sheriff, cambia gioco, lo fa bene sulla Lavardera, Pellegrino, Pellegrino con l'appoggio indietro Sheriff, si libera Sheriff, poi allarga ancora Lavardera, Pellegrino, ancora Lavardera, si insiste a destra, Lavardera cerca di liberarsi per il cross, poi punta, cerca la palla dentro per Pellegrino, deviata, poi allontanata, Muzzo, colpo di testa a mettere fuori, e poi Gomez Nobre guadagna fallo laterale. C'è cambio per la Don Carlo con l'ingresso di Tripiano al posto di Pellegrino. E dall'altra parte Issa per Calagna. Comunque termina i cambi Policani con un Calagna visibilmente affaticato. E fallo laterale per
Romito Bulades. Bulades lungo, poi Barbera con il cross troppo lungo. Adesso lui è abituato a ricevere i cross e non a effettuarli. E fallo laterale per la Don Carlo Misilmeri. Romano assorbe il contatto di Barbera che spende il fallo. Romano cerca subito il lancio per la Vardera, anticipato da Bulades, arriva poi per primo Gomez Nobre. Avoa per Fricano, Presti Giacomo, Fricano cerca di lanciare, va da Issa, Fricano, Bulades, Gomez Nobre che ritrova tra l'altro Ricciulli con cui ha giocato a Mazzara nella prima parte della scorsa stagione. Tanto chi vince tra i due va a bissare, mentre intanto occhio a questo cross di Salvo. Dicevo, chi vince il duello a distanza tra Gomez Nobre e Ricciulli va a bissare il risultato dell'anno scorso, visto che i due sono arrivati in semifinale l'anno scorso in Coppa col Mazzara, perdendo il confronto con la super giovane Castelbuono, super giovane che poi ha perso la finale di Barcellona Pozzo di Gotto contro il Paternò. Tanto sono tutti e tre finali, i risultati delle altre tre partite, quindi 0-0 tra Unitas e Athletic Club Palermo, 1-4 tra Aci Sant'Antonio e Città di Avola, 1-2 tra Nebros e Vittoria. Gare di ritorno, ricordo, in programma il 20 di novembre, a campi invertiti ovviamente. Tripiano prova ad innescare Adelfio, Adelfio prova a passare in qualche modo, ci prova! Qui sbandiera fallo da parte di Adelfio, il direttore di gara. Tra l'altro il secondo assistente aveva sbandierato e questo stava facendo fare anche qualche dolce pensiero ai sostenitori della Don Carlo. Poi l'indicazione del fallo contro. Tanto ultimi 3 minuti più un recupero, colpo di testa di Capozzucchi, poi Barbera protegge e serve Presti Giacomo. Ramaglio, Issa cerca di farla passare, Capozzucchi però la meglio e si appoggia a Di Salvo. Controllo e lancio su Ricciulli da parte del portiere della Don Carlo Misilmeri. Ricciulli, lancio lungo per la corsa di Lavardera e di Adelfio, spazza via senza Fronzoli De Santis. La rimessa per Joao Ricciulli, scambio con Adelfio, ancora Ricciulli, Romano la vuole sui piedi, fiondata dalle parti di Tripiano, anticipato da Ramaglio, rimessa ancora in zona d'attacco per la Don Carlo, ultimi 2 prima del 90°, prova a spingere per provare a portarsi in vantaggio la Don Carlo, solito schema. Sale Capozzucchi, non sale solo Muzzo dei 3 difensori. Tutto in area il San Vito. La rimessa di Lavardera, colpo di testa di Barbera a mettere fuori Romano, con la conclusione fiondata che si perde abbondantemente fuori. Si dispera Giuseppe Romano. Il rinvio di Rusconi, colpo di testa di Barbera, poi
Si accontenta del fallo laterale Ricciulli. Siamo prossimi ai 90, attesa ovviamente adesso per il responso del direttore di gara sull'entità del recupero. Muzzo e Lavardera d'esterno, palla non precisa, Avoa per Fricano che decide di spazzarla. Di Salvo cerca di accelerare. Cosentino. Palla per Romano che si è abbassato per palleggiare. Lavardera. Romano. Il controllo di Capozzucchi chiuso da Issa. Vediamo la segnalazione. 3 di recupero. Abbastanza ridotta come segnalazione, ma intanto attenzione alla Barbera con la palla dentro e la conclusione sul fondo se l'è divorato qui Presti Giacomo. E qui ha rischiato la Don Carlo di beccare il gol in extremis e sarebbe stata una beffa eccessiva per quello che si è visto in campo. Di Salvo vuole andare lungo. La battuta dove c'è Adelfio. Avoa sulla sua testa. Poi Cerniglia, l'arbitro fischia contro Issa. Andrà a battere Romano. Corto su Muzzo. Il tocco da parte di Gomez Nobre, deve giocarla Bulades, la gioca bene per quello che è il suo scopo. Di testa Muzzo, direttamente fuori, la sbucciata qui, con la parte alta del cranio. Siamo a metà del recupero, 1,5 già giocato. Chieffo, colpetto Barbera, poi Adelfio, la recupera, prova a far correre Sheriff, pressato da Avoa. Sheriff cerca di passare in mezzo a due, lo ferma Fricano, che qui riesce a liberarsi. Avoa prova a passare, resiste anche ad un contatto, l'arbitro fischia e ammonisce Ivan Lavardera. Siamo nel terzo e ultimo minuto di recupero. Terzo anche. Ti faccio ritornare un po' più tardi. C'era l'ambulanza che è rimasta bloccata lì. Si può riprendere a giocare. Siete stanchi da su? No, invece perché dovete essere stanchi. Datevi attentamente che dovete essere stanchi. Peppe, chi? Vai, chi? La battuta di Fricano stacca ancora Cosentino, poi Romano, vediamo anche a quanto ammonta il recupero perché evidente per un minuto non si è giocato. Il direttore di gara inizia a guardare il cronometro. Fricano calcia più lontano che può, di testa Capozzucchi, poi Tripiano, potrebbe essere questa l'ultima chance. Tripiano riesce a liberarsi, Cerniglia corre, inseguito da Issa che gli porta via il pallone in maniera regolare, poi Romano, e con l'arbitro che fischia non allunga il recupero e dunque dopo 93 minuti, dopo metà del cammino, è ancora in equilibrio il quarto di finale di Coppa Italia Eccellenza tra San Vito e Don Carlo Misilmeri. Finisce 0-0. Una partita intensa da Carlo anche nel computo delle palle gol, con il San Vito che ha iniziato in maniera intraprendente la ripresa, salvo poi calare la distanza. Noi interrompiamo il collegamento qui dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, ribadendo il punteggio finale: Don Carlo Misilmeri 0, San Vito Lo Capo 0. Da Francesco Cammuca è tutto, e da Sportisile è tutto. Alla prossima.
venuti in recupero, cioè quello che dice per situazione,